Salve, da Roit Alberto, diplomato perito minerario presso l'Istituto Minerario Umberto Fallador di Agordo, 72-73. È una scelta non libera quella all'epoca, perché c'è da raccontare un antefatto, cioè noi eravamo vicino a Torino, papà anche lui perito minerario, quindi Carol Quintino, e lavorava presso l'amiantifera di Balangero, una cava di amianto, la più grossa cava di amianto a cielo aperto in Europa. E era diventato vice direttore all'epoca. Nel novembre del 67 si è spento e quindi ha lasciato la nostra famiglia, mamma di 36 anni, tre figli di 14, 13 e 8 anni, e da soli. La società ha voluto omaggiare, se vogliamo, in qualche modo il papà per il lavoro svolto e per quello che stava facendo, aiutandoci, aiutando la nostra famiglia e dandoci l'opportunità di ritornare ad Agordo, aiutandoci anche economicamente e dando la possibilità ai due figli maschi, mio fratello che è un anno più vecchio di me, Silvano, di proseguire un po', se vogliamo, la carriera di papà. In più ci consegnava una borsa di studio per i 5 anni. C'era una sola clausola, cioè essere promossi tutti gli anni e non essere rimandati. Così è stato. Mio fratello è uscito un anno prima di me ed ha cominciato la sua brillante carriera di perito minerario in cava, prima a Balangero e poi in altri posti. A quel punto, l'anno dopo mi sono diplomato io, diciamo che la situazione finanziaria non era ottimale perché i tempi erano quelli e quindi c'era bisogno di cominciare subito il lavoro. Nell'ambito scolastico ho avuto la maniera di prendere contatto anche per quello che sarebbe stato poi in un secondo momento il mio lavoro specifico, quindi il tirocinio con il mio amico Giulio Beda nel 72 all'Arderello, quindi pozzi geotermici, esperienza appunto che poi forse ha seguito, ha dato un impulso a quello che sarebbe stata la mia vita lavorativa. Quindi dopo essermi diplomato vengo contattato dalla società Cogefar e parto per il cantiere autostradale sul Gran Sasso d'Italia. Dapprima versante dell'Aquila a Sergi e poi in seguito dalla parte teramana a Isola del Gran Sasso. Il lavoro consisteva nelle prove geofisiche, dei cubetti di cemento, estensimetri nella galleria di scolo del traforo e soprattutto c'era il discorso del gas, qui il controllo del gas prima e durante le volate. Devo dire che un lavoro non molto gratificante, comunque necessario per cominciare. Ho resistito circa 9 mesi, dopodiché ho chiamato mia madre e ho detto no, me ne vado, mi licenzio. La risposta è stata: tu fai quello che vuoi, ma devi avere in mano qualcos'altro subito. Non è che vai via da un lavoro solamente perché non ti piace. E devo dire che così è stato, anche perché le condizioni di lavoro, proprio di vita, non erano ottimali. È vero che bisogna fare il tirocinio, è vero che bisogna fare sacrifici, però vivere in un cantiere a 1000 metri, in una baracca, la mensa, e guadagnare veramente poco non è quello che uno spera. Torno ad Agordo perché intanto avevo contattato la famiglia Parisenti che avevano una fabbrica di caschi, l'MPA. Mi assumono come jolly, facevo un po' di tutto, taglio mentoniere, poi lucidavo i caschi, facevo il magazziniere, insomma, e guadagnavo più di là, più del Gran Sasso, del traforo.
Era un lavoro però che non poteva portarmi soddisfazioni, anche perché avevo studiato per qualcosa. Resto sempre in contatto con la scuola mineraria e nel 75 vengo contattato dalla Geoservice, o Geoservice, insomma, Overseas di Parigi. Faccio questo colloquio molto molto interessante, nel senso nome, cognome, ti piace il lavoro? Sì, ti piace viaggiare? Sì, conosci le lingue? Sì, sei sposato? No, avresti voglia di venire con noi? Sì, assunto. Praticamente questo era il colloquio a quei tempi. 75, quindi parto nel settembre per Parigi e seguo un corso di preparazione dove il mio istruttore era Renato Pietrogiovanna. Il corso era della durata di 4 settimane a Parigi, quindi teoria sulla strumentazione e 2 settimane praticamente sui Pirenei, quindi sud della Francia. Rientro, neanche il tempo di adattarmi a quella che può essere la mia nuova vita e vengono spedito subito per il primo cantiere, visto che conoscevo già la lingua francese, primo cantiere a San Giacomo di Veglia, vicino Vittorio Veneto. Da qua segue tutto il mio iter nel campo petrolifero, quindi fino al 79, quindi da 75 a 79 come mat logger, dall'80 passo a TDC, quindi Total Drilling Control, dopodiché ho anche altre mansioni fino a geologo di cantiere e nel frattempo vengo chiamato dalla società a Parigi a svolgere 3 corsi per dei nuovi assunti, quello che aveva fatto inizialmente con me Renato, e per la formazione appunto di nuovi tecnici. La maggior parte del mio lavoro è stato svolto in Italia perché all'epoca c'erano parecchi cantieri e quindi prima di partire per l'estero c'è stato questo apprendistato nelle varie parti d'Italia. La maggior parte onshore, quindi a terra. Nel 77 prendo conoscenza dell'attività a mare sulla piattaforma Antonella al largo di Ravenna. Turni abbastanza duri perché facevamo 4 settimane a bordo e 2 a casa. Sempre nel 77, verso la fine, la mia prima esperienza all'estero in Libia, Scarabeo 3, al largo della Libia. Dopodiché continuo sempre qua in Italia, ogni tanto vengo chiamato da Parigi per prendere conoscenza di nuove strumentazioni e portarle poi in Italia e rendere il tutto presente agli altri operatori, tipo il QFT, che era una strumentazione che serviva per l'estrazione dei campioni per vedere la fluorescenza. Altri progetti poi che ho seguito sono stati per dire un software per il Sigma-Log, era un programma che permetteva durante la perforazione di determinare le zone in sovrappressione, quindi in real time, e permettere al company man e comunque la perforazione stessa di prendere le dovute precauzioni o comunque conoscere quali potevano essere le problematiche entrando in queste zone qua. Avanti ancora con i cantieri, sono stato nell'85 nel deserto algerino, e poi qui racconterò qualcosa di simpatico secondo me, e nel 2000 nello Yemen. L'ultimo cantiere che ho svolto è stato nel 2011, ho fatto diciamo la campagna nel bacino parigino e questa è stata un'esperienza molto interessante perché era dura dal punto di vista lavorativo, in quanto ci si svegliava presto, alle 5, alle 6 di mattina, e prima delle 11 di sera, mezzanotte, non andavo mai a dormire, perché c'era la responsabilità, oltre che
capocabina, anche geologo di cantiere per determinare anche i top dove doveva fermarsi la perforazione per entrare dove c'erano le formazioni calcaree, quindi calcare oolitico, che aveva all'interno acqua calda, quindi si parla di geotermia. Acqua calda che veniva estratta a circa 85 gradi, era una serie di pozzi doppi, lo chiamavano il doublé, quindi un pozzo iniettore e un pozzo estrattore. Quest'acqua calda poi veniva passata in una centrale termica e smistata sulle varie abitazioni delle cittadine che erano nel bacino parigino. C'è da pensare che due pozzi del genere potevano soddisfare il riscaldamento di una cittadina di circa 10.000 abitanti per la durata stessa dell'acqua del giacimento. Teniamo conto che l'acqua estratta veniva pompata appunto in questa centrale, dopodiché veniva ripompata nello stesso giacimento, quindi il calore restava sempre o quasi sempre lo stesso ed era una situazione piuttosto interessante, quindi bello anche dal punto di vista lavorativo, duro ma dava soddisfazioni. Volevo ricordare un attimino la strumentazione di cantiere, cioè in cosa consisteva proprio il nostro lavoro. Nei pozzi petroliferi noi avevamo due attività, diciamo, abbastanza separate. Una era geologica, quindi mud logging, e l'altra era di sorveglianza dell'impianto, quindi per quello che riguarda la sicurezza. Parte geologica, quindi recupero dei campioni estratti dal pozzo durante la perforazione tramite il fango di perforazione, portati in cabina, lavati ed esaminati. C'era un primo esame generale, cioè determinare il tipo di roccia, la percentuale di roccia nel campione, e poi degli esami un po' più particolarizzati, quindi la calcimetria, la dolomimetria, eventualmente dove era possibile fare delle sezioni sottili, estrazione con il tetracloruro di carbonio, e tutti questi esami, queste cose che noi potevamo già determinare in cantiere, poi venivano segnalate in un quaderno di cantiere e poi messe in un diagramma che si chiama master log, che era poi il diagramma più importante di tutto il pozzo perché determinava la stratigrafia litologica del pozzo. Per quanto riguarda invece l'attività di sorveglianza, noi avevamo una serie di parametri che venivano dati dalla nostra strumentazione montata sul cantiere, quindi si parla di giri della tavola rotary, la torsione, la pressione delle pompe, i colpi pompa, il livello delle vasche e la strumentazione che riguardava anche il gas, quindi la cromatografia e anche l'H2S che era molto importante proprio per la pericolosità. Quindi tutti questi strumenti noi avevamo in cabina l'occorrente per determinarlo, per registrarlo e per portare avanti un sistema di sorveglianza real time. Se penso a come siamo partiti, almeno io, nel 75, a dove sono arrivato, c'è stato un cambiamento epocale, perché era tutto, non dico manuale, ma i primi registratori a tamponi, i primi computer che sono venuti fine anni 70, e pensare invece a come era alla fine, quindi tutto digitalizzato, monitor di qua e di là, un cambiamento incredibile. Non ultimo anche nel controllo del gas, dove siamo riusciti a arrivare a degli strumenti tipo Reserval che permettevano di determinare in maniera molto specifica i vari componenti del gas che veniva estratto dal fango di perforazione. Nell'arco della mia carriera
Ci sono stati degli episodi, chiaramente come tutti quanti noi che abbiamo svolto questo tipo di lavoro, che possono essere più o meno simpatici, alcuni anche un po' brutti. E ne ricordo alcuni molto velocemente. Libia, a parte quando mi hanno letteralmente spedito per il primo cantiere dicendo parti, arrivi a Tripoli, aeroporto vecchio, ci sarà qualcuno che ti viene a prendere, dormi a Tripoli, il giorno dopo vieni imbarcato sullo Scarabeo 3 e basta, fai il tuo turno di 4 settimane, le 2 poi a casa, parto, arrivo a Tripoli, non c'è nessuno che mi aspetta. Quindi anche un ragazzo di poco più di 20 anni, sa che primo lavoro all'estero, dico, ma e qua cosa faccio? Quasi quasi me ne torno indietro, non c'è nessuno. Poi vedo un borsone di un tizio dell'Agip e faccio quello che tutti possono fare, cioè chiedo, ma scusate, prende a cuore la mia situazione, mi porta al Libyan Palace Hotel, mi dice vieni con me, poi non ti preoccupare, domani mattina ti riporto qua io, insomma poi mi sono imbarcato e via. Altro episodio, sono con un francese, Scarabeo 3, il giorno della partenza, colpo della strega di questo ragazzo, di questo francese. Non riesce neanche a piegarsi, lo aiuto a portare le valigie sull'eliporto, arriviamo all'aeroporto, i gendarmi, insomma, la polizia libica pensa che ci sia qualcosa sotto e gli fanno un'accurata visita corporale. Non ho mai visto una persona così abbattuta proprio psicologicamente dopo una cosa del genere. Quello che non gli hanno fatto a questo ragazzo è stata proprio una cosa una brutta da vedere. Algeria. Algeria, parto, ho i baffi, faccio il mio turno di 4 settimane senza poter contattare la famiglia perché non c'erano telefoni, niente, non avevamo satellitare, niente, quindi faccio le mie 4 settimane. Prima di rientrare in un turno mi taglio i baffi perché sì, insomma, arrivo alla dogana, all'aeroporto di Algeri, il tizio mi guarda e guarda il passaporto, poi mi riguarda, poi guarda il passaporto, poi prende il punteruolo e sulla fotografia del passaporto striscia tutto quanto dove ci sono i baffi e mi fa ah la moustache è la moustache. Praticamente lui ha visto che non avevo più i baffi, quindi era logico che togliesse anche dalla fotografia i baffi. Episodio non simpatico invece, a quei tempi, come qualcuno sa, overbooking, quindi aerei strapieni, anche più del normale, aerei in ritardo, parto da Sime Saud per rientrare ad Algeri con 3 ore di ritardo, poi io avevo il volo di ritorno verso Roma con l'Alitalia. Vedo che sono al limite proprio per poter fare tutto questo, contatto lo steward, molto molto gentile, e mi dice signor Danone non c'è nessun problema. Adesso quando arriviamo all'aeroporto di Algeri, lei scende dalla scaletta, c'è qualcuno del personale che lo viene a prendere, lo accompagna direttamente al check-in, vedrà che non c'è nessun problema. Dico però, bravi, gentili. Atterriamo, vedo un aereo dell'Alitalia che parte, che decolla, dico, non sarà mica il mio, vabbè. Scendo dalla scaletta, chiamano sto signor Daroy, mi presento, gentilissimo anche questo, e mi accompagna a check-in. Check-in, c'è la coda, era pieno agosto, un caldo bestia. Faccio la fila, arrivo dall'Italia lì, e dice sì, e dico, devo rientrare, questo, no, dice il suo volo è partito. Ho capito, è partito, mi avevano detto che avrebbero aspettato, no, no, dice, e comincia a diventare nervoso. Lei non parte, è tutto pieno, lei deve restare qua e io insisto, mi manda via in malo modo. Dice vada all'Air France di là, faccio la stessa fila, vengo trattato come una bestia, mi dicono vada di sopra agli uffici delle 2 compagnie e veda un po' cosa si può fare. Prendo il valigione, tutto sudato, vado di sopra, vengo buttato fuori in malo modo da uno, anche dall'altro, scendo.
sono in mezzo all'aeroporto, dico, boh, adesso mi metto a urlare, chi se ne frega, verrà la polizia, mi portano ad Algeri, dopodiché l'ambasciata o cosa c'è. Sono veramente in crisi, sudato, distrutto, dopo un mese di deserto, si avvicina uno dell'Algeri, mi fa, italiano? Sì. Dove devi andare? Devo rientrare in Italia, ma ho perso il volo e così. Ce l'hai il biglietto? Sì, dammelo. Mai visto. Do il biglietto, lui parte, dopo 10 minuti ritorna, mi fa, ecco qua, a posto, tutto ok. C'è il volo dell'Air France che parte fra un'ora e mezza per Roma, hai il posto è questo, non ti preoccupare, tu passa i controlli, poi vengo a vedere se è tutto a posto. E dico, ma tranquillo, tranquillo, vai, vai. Passo tutti i controlli, io sono a posto. Quindi evidentemente purtroppo è saltato il posto a qualcun altro e me l'ha consegnato. Dico, guarda, ringraziarti è poco, non ho molti soldi, ma prenditi quello che ho, dei franchi francesi e così per le sigarette. Cioè, no, 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 dice, io non voglio niente. Tu sei contento? Sì, io sono contento per te. E questo per dire anche com'è, siamo sempre molto contro a queste popolazioni, sono degli episodi che fanno piacere. Vado velocemente, Yemen, bellissimo paese, bello, molto molto bello, da consigliare a chi può andare, non in questo periodo, oltretutto, vabbè. Facciamo, il cantiere era vicino all'Oman, avevamo 1200 km da fare in macchina, quindi per i deserti, guardie armate, eccetera. Non dico che ci siamo fermati, anche, bello, vari paesaggi. Uno dei viaggi di ritorno, tra parentesi, 8 settimane in cantiere ho fatto. Ero bello, magro, proprio contento di, di stare là, anche perché non mi arrivava il cambio. E partiamo con questa Jeep, questa Toyota, facciamo il percorso a sud, sul Golfo di Aden, insomma. E mi dicono io, due guardie armate e altri tre yemeniti. Dice, partiamo con la macchina, però ha un problemino al differenziale. Comunque, vabbè, è lungo, sarà 13-14 ore, partiamo molto presto, vabbè. Musica araba, parla. Dopo 200-300 km, prima sosta, macchina non funziona. Ripartiamo, altra sosta, ripartiamo, altra sosta, arriviamo la sera tardi a 60 km da Sana'a, dalla capitale, posto di blocco, e il tizio dice la macchina non va più. Dico sì, ma io domani mattina ho da rientrare, ho già il check-in e tutto quanto per il volo per l'Italia. Ah, dice, vieni con me. Mi indica una macchina, qualsiasi, una Peugeot 504 con 2, 4, 6 persone a bordo, mi dice vai dentro nel bagagliaio con loro. Ti portano loro a Sara. Sì, dico, ma e dove? Ah, ti portano alla Bulgar Geomin, sanno loro, ho già parlato con loro. Parto, la sera tardi, buio, dopo pochi chilometri dico sì, io sono qua, ma la valigia non è con me, non è, e nella valigia ho soldi, passaporto, biglietto aereo, tutto. E dico, bravo, bravo, bravo. E fatto sta che poi è andato tutto bene perché sono arrivato alla Bulgar Geomin che era stata mezzanotte l'una. Dopodiché sono andato a dormire alla guest house nostra e il mattino dopo hanno fatto ritrovare la mia valigia con tutto quanto e sono potuto rientrare in Italia. Alla fine di questa veloce intervista volevo dire che sono rimasto contento, sono soddisfatto di avere frequentato l'Istituto Minerario perché a parte la formazione tecnica, che devo dire che è un'eccellenza, perché noi sia come professori che come laboratori eravamo veramente davanti a tutti gli altri. Ecco, voglio ricordare per dire, noi periti minerali, quindi solamente dei semplici diplomati,
Se facciamo un confronto anche con i laureati, coloro che venivano assunti presso le nostre società, tanta teoria, ma pratica niente, cioè solamente eseguire una sezione sottile, non sapevano neanche dove cominciare. Quindi voglio dire, la nostra scuola, la scuola mineraria, è stata ed è un esempio proprio per tutti questi giovani che hanno potuto frequentarla. E posso pensare anche a tutti quelli che sono nel mondo, che hanno delle posizioni predominanti. Ma io voglio anche ricordare lo stesso mio papà. Mio padre, a parte è morto a 40 anni e quindi era nel pieno della sua attività, ma insomma è stato anche in Antartide, è stato scelto quando era nel CNR per poter fare questa spedizione. Quindi voglio dire, noi siamo ed eravamo apprezzati. Quindi Agordo la nostra scuola è stata un esempio e ha permesso a tanti di poter svolgere nel miglior modo possibile la carriera lavorativa. Quindi voglio ringraziare, mi sento di ringraziare tutti quelli che mi hanno insegnato qualche cosa. Voglio ringraziare anch'io l'APIM per avermi permesso di fare questa intervista, i bellunesi nel mondo, che abbracciano tutti noi che siamo sparsi di qua e di là e che diamo lustro a questa nostra zona, a questa nostra bella Agodo e a questo bellissimo istituto minerario. Vi ringrazio, vi saluto e un saluto a tutti quanti. Ciao, grazie.